C'è mezz'ora caricando, speriamo. Minchia. Che troia. Incredibile. Ai ai ai. Mannaggia cribio. Minchia, sono tutte piene, porco zio. Beh, è l'orario giusto, eh. Porca Non ti ricordo troia. quanti milioni di giocatori esistono, eh. Infatti, quello è vero. Ti invio il video per non perderlo, che cerco un'altra cosa. Ultima call. È ora di Just Eat. Bella a tutti ragazzi, sono Adri, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui non con Divertiamoci su City Online, bensì con un video tutorial. Dato che in parecchi mi avete chiesto, Adri, ma come fai ad essere sempre in una sessione singola, però online? E quindi come fai ad essere da solo appunto in una sessione online? Beh, è abbastanza semplice, ve l'ho spiegato spesso nei commenti, però alla fine, dato che comunque me lo chiedete sempre in tantissimi, ho deciso di portarvi questo video dove appunto ve lo spiego, per cui spero che apprezziate il video, pertanto mi raccomando lasciate subito un bellissimo like, cerchiamo di raggiungere tantissimi like per questo video, e commentatemi qua sotto facendomi sapere appunto se il video vi è stato utile, oppure se già conoscevate questo metodo, oppure se conoscete per esempio altri metodi per fare la stessa cosa. E se siete nuovi sul canale, mi raccomando iscrivetevi qua sotto sul tasto iscriviti, attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei prossimi video. Quindi come vedete ho già il disco di GTA inserito, devo solo cliccare per avviare, però prima di avviare ovviamente vi faccio vedere come entrare appunto nella sessione, poi ovviamente entriamo in GTA per farvi vedere che appunto questo metodo Scendi dall'oppressor. però voglio giusto ricordarvi che mi potete mandare la richiesta di amicizia. Ci ho provato. Vedete, ce n'ho 11 da accettare qua adesso. Accettiamo un po', partiamo dal basso, facciamo così e accettiamo un po' tutti. Ok, perfetto, dovremmo aver accettato tutti. Vi ricordo anche il nome del mio profilo che potete vedere tra poco qua. Ecco, Money 7 Player, quindi Money 7 Player. Ovviamente basta che lo scrivete all'interno della ricerca e mi potete chiesto. Ovviamente questo non è il mio nome, l'ho messo a caso il nome perché tanto non mi interessava, è un account che uso per la serie prevalentemente, quindi non mi interessava mettere il mio nome. Intanto adesso mi stanno arrivando un sacco di notifiche, quindi messaggi o inviti al party sicuramente, però adesso andiamo a vedere appunto quello che ci interessa a noi. Quindi per entrare nella sessione online da soli, quindi dove siete solo voi nella sessione, però è online, quindi avete tutti i vantaggi della sessione online,
Per esempio potete sfruttare questo metodo per vendere delle cose del bunker oppure fare del recupero scorte senza avere altra gente che magari vi viene, vi infastidisce e vi rovina magari tutto, quindi vi distrugge il carico d'armi o quello che state insomma vendendo, oppure vi rompe le scatole mentre fate le scorte. Quindi andate su impostazioni qui come vedete, dopodiché dovrete andare su rete. Una volta su rete dovete fare configura connessione internet, quindi configurate. Nel mio caso uso una rete wifi, se voi usate una rete via cavo, quindi LAN, cliccate su questa opzione. Io invece, dato che utilizzo una rete wifi, clicco sull'opzione del wifi, tanto poi i procedimenti dopodiché sono praticamente gli stessi, quindi sia una che l'altra, comunque i procedimenti che poi verranno a seguirsi sono identici per entrambi i casi. Quindi clicchiamo su wifi. A questo punto vi chiederà come configurare la connessione internet e dovete fare personalizzata. Ora mi chiede quale rete utilizzare, ovviamente questa parte la censuro perché è la mia rete privata, non voglio che poi conosciate la mia rete privata, quindi clicchiamo sulla mia rete e ovviamente nel vostro caso poi cliccate sulla vostra rete in modo tale da poter configurare quella. E adesso dobbiamo impostare tutte le varie cose, quindi impostiamo tutto su automatico, non specifichiamo impostazioni DNS pure automatico e poi arriviamo infine per ultima cosa sulle impostazioni dell'MTU. Normalmente dovrebbe essere su automatico, voi invece dovete scendere su manuale, cliccate su manuale, come vedete l'MTU da me è già 800, normalmente trovate l'MTU a 1500, quindi trovate questa schermata così. Però appunto come avete visto, se volete entrare appunto nella sessione online da soli dovete impostare l'MTU a 800, quindi mi raccomando, è importantissimo impostare questo a 800, è l'unica cosa che dovete cambiare, tutto il resto deve rimanere uguale. Però ovviamente una volta che fate ciò non dovete lasciare sempre l'MTU a 800, magari volete andare a giocare con dei vostri amici, se avete l'MTU a 800 i vostri amici crasheranno sempre, crashate dalla loro sessione, potete giocare con degli amici se avete l'MTU a 800. Potete magari fare che mettete l'MTU a 800 come ho fatto spesso io per creare la sessione, poi invitate il vostro amico, voi quittate subito, vi rimettete l'MTU a 1500, quindi mi raccomando, una volta finito quello che dovete fare rimettetevi l'MTU a 1500, se non crashate poi se fate delle gare o cose così. Quindi rimettete l'MTU a 1500, potete rientrare poi dal vostro amico nella sessione e avete una sessione dove siete per esempio solo voi, e quindi tu e il tuo amico. Altrimenti se giocate da soli lasciate l'MTU a 800, così siete sicuri che non viene nessuno ad infastidirvi all'interno della sessione. Una volta fatto ciò quindi dobbiamo cliccare su avanti, server pro. No. Piuttosto già. Dimmi, ti sto ascoltando. Entra nel video che ti ho mandato, nella descrizione ci dovrebbe essere quello della mappa da scaricarti nel coso Rockstar. Cioè, in che senso? Aspetta. Allora, entra nel video. Bravo. Cazzo, prima entrai e devi stiare. Allora. Nuova duplicazione massiva nella descrizione, mi hai detto? Sì. Descrizione di Ghiazzo. Allora, qui. No. C'è la descrizione. Ah, eccola qua. No? Descrizione è qua. Mi metti i requisiti. Eccoli qua. Mettete data da maggiorenne. Questi link che ci sono qui. Guarda, leggi quello della mappa. Il link. Online. Allora, il link della mappa. Oh, aspetta. Venisco di nuovo da te. Come si manca?
La Rossiutta, aspetta che provo a entrare da questo. Glitch funzionanti, la mia crew per PS4, Facebook, account di GTA, shop account di GTA Online. Cosa di mappa però non lo vedo. Prova l'altro link. Aspetta, ce ne sono tanti link, No, aspetta, ritorna sui miei messaggi. Aspetta, te lo rimando. Lo facciamo assieme. Entra su quest'altro link. che me l'avevi già mandato. Che t'avevo già mandato. Applicazione Arkham Read per le persone con difficoltà di lettura. Descrizione. Aprite i libri a pagina 68. Ok, vai tutto giù dove dice poi requisiti sessione pubblica 1, 2, 3 e 4. Hai visto quel pezzo? Altri in modo Sì. più dettagliato. Ok, poi c'è l'ultimo, il quarto, bug tutta... Ah no, questo è il bug della tutta da sub, aspetta. E Cazzo, non alcuni, manco questo. alcuni leggono semplicemente in modo intelligente. Per la maggior parte Oh merda. Forse era questo. Ok, sì, è questo, porca troia. È questo. Descrizione, poi è facile, c'è quello dell'Xbox. Là c'è Matteo, poi vieni anche nella mia sessione, siamo tutti amici qua. Allora, questo link che mi hai mandato deve entrare. Ecco. Link attività? No. Sì, attività. PS Social Club Rockstack.com. Ah, cazzo, me l'ha tolto. Lì devo entrare? In quel link? Sì, Yes. quello, sì, è io. Ta. Vabbè. Va. 89. Via. Ci sei verifica delle tardi richieste a casa della invia. Mi ha aperto un... Il social club, sì, dai, aggiungila ai preferiti. Aggiungi attività tra i preferiti? Ah. Ok, devo registrarmi. No, rimetti gli SRM. Che rottura di coglioni, non me lo ricordo. Sì. Accesso automatico. L'agenzia l'avevi comprato? L'agenzia? Quanti soldi hai? Boh. Molti, spero. C'ho 300.000. 300.000? Che matto? Sei matto. Cazzo sei macco già. Lasciatene sempre, un po' di budget e lasciate. Hai ragione, l'ho svuotato. Mi sa che aggiungi attività per preferiti. Necessario riavviare GTA Online. Vabbè, vieni nella mia sessione. Già fatto, ci sono già. Ah.
Per visualizzare questa attività tra le preferite è necessario riavviare GTA Online. È possibile valutare l'attività di gioco solo dopo averle giocate. Cazzo. Quindi devo riavviare la sessione. Sì, esci, vai da un'altra e rivieni da me. E poi ti invito io qua. Allora. Minchia, meno male che ho la connessione veloce. Adesso. Che cazzo, sono già le 3, cazzo. Non ho provato una minchia ancora. Meno male che devo andare a riposarmi. Invitami, ho già suonato, sono dentro. Altrimenti ti raggiungo io. No, sì, vieni tu da me. Ok. Siamo soli, siamo amici. Amici a partita. Ci sono, cosa sono? Amici tuoi. Io. Ah ragazzo, mi ha invitato a un party. Andiamo a un party, matto. Avvisami come sei dentro. Sono sulle nuvole. Eccoci. Ok. Accetto? Non so neanche che cazzo è l'agenzia. Non lo vedi. Infatti. Sono tutte cose nuove che io non... Sì, è il nuovo DLC, questo è il nuovo. Ah. C'è quello di Franklin, dove c'è lui da vecchio con Chop, la Mar. Allora, vedi, anzi prima cosa, schiaccia il touchpad, Sì. vai su nascondi opzioni e sotto motorcycle, security server, servizi. Nascondi opzioni. Ok, entra, attività, Attività e attività. personalizza, mostra tutte. Gara terrestre, gara su 2 ruote, mostra. Tutte ci Ok, sono. perfetto. Esci, torna indietro. Lo vedi per caso qui un cerchio giallo adesso? No. La missione? Ok, forse lo vedrai nella tua agenzia. Però qui c'è un cerchio giallo. Guardami. Ok. Inizia... Sì, ok. Inizia proprio qua. Fa così, così, così. Poi c'è il comodino, vabbè. Così. Ed entra qua. E anche dal tipo. Tutto quello che devi fare per buggarti è fare così. Tu sei qui, corri verso il tipo e schiacci freccia a destra come arrivi e devi essere meglio. L'hai visto come mi sono messo io? Devo riuscire a mettermi meglio, tipo così. No, neanche così. Ci sono quasi, prima l'ho fatto, è uscito un sacco di volte. Forse vado verso là, eccolo qua. Però non ho schiacciato freccia a destra. Ma è semplice, è solo questione, eccolo qua. Però non sto facendo partire, merda. Allora, dobbiamo trovare... Adesso mi apre la gara, il cerchio. Adesso No, mi apre però... il cerchio. Ah, te lo fa vedere? Non più. Adesso? No. Non più, perché ci sono io, ok. Hai visto quel cerchio comunque? Sì. Ok. C'è il tizio e poi inizia il cerchio. Ah, però...
Sono entrato nella gara, non devo entrare nella gara, cioè, mi si deve aprire il coso del tizio con cui parlo, più devo stare sopra il cerchio. Ma secondo me anche le prime volte andava bene, lo riprovo così. Ok, questo l'ho fatto perfetto adesso. Devo ricomparire così, sono dentro il coso giallo e con la menu aperta. Comunque, quando parli col tizio hai tre possibilità. Quello, mettiamo il terzo, che sarebbe servizi sub, poi te lo rinfresco tranquillo. Non importa quale, una volta che sei qui sopra devi fare tante volte X e freccia a destra insieme, nello stesso tempo, capito? Tipo adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ho visto che comunque anche se ti fa entrare nella missione, tu schiacci, tipo adesso a me ha fatto entrare, schiacci il cerchio e X che ti fa uscire così praticamente. E poi adesso io sto volando nel nulla e mi fa comparire poi fuori mappa. Fuori mappa sono pronto a glitcharmi. Cioè sei pronto a glitcharti, è un tuo passaggio questo. Adesso solo che non hai soldi per quella fottuta agenzia. Innanzitutto da dove si compra? Su Destiny 8 c'è il coso del CEO e il coso dell'agenzia, ma sono tutte care. Allora, Destiny 8, agenzie. Minchia. E tutto ciò quando ti bughi non devi né morire né tirare sbirri che potresti morire, capito? Non devi fare cazzate, ti devi solo richiedere i veicoli La e... meno cara costa 2 milioni. lo so. Cazzo. Un problemone. Devo uscire dalla tua agenzia adesso. Aspetta, ma quel bug che cosa è? Scusa, spiegami. Questo per poi glitcharti. Poi dobbiamo andare lì al coso, mi sa che devi fare un'altra sequenzina del cazzo, ma tutto a posto. Devo uscire adesso dalla tua agenzia, non ci faccio un cazzo. Sì, no, esci, sono fuori tanto. Ascolta, prova a entrare nel party di Matteo, ti invito. Chiedo lì. Allora, visualizza altri party. Quello? No, no, sto dicendo mio amico. Ciao, Viccio. Ciao, Gio. Minchia, belli il colore di quella cavolo... Oh, ci sentiamo più tardi. Va. Ciao, Oh, ciao, c'è il telefono. Oh, aspetta che mangio, torno subito. già. Ciao, Ricky. Ciao, se si disconnette tanto rientro, dai. Va bene. Ciao. Minchia, bello il colore... Minchia, bello il colore di quella cazzo di... Lì faccio io. Li fai tu? Per portarli dalla storia. Ah? Minchia, bello. Bello, bello. Minchia, bei colori. Ma come fai? Con il computer. Ah, con i In pratica faccio un computer. glitch, li prendo dalla storia e li porto là. Minchia, balordo. Minchia, bei colori. Posso mettere tutta la targa moddata, i cerchi moddati, lo vedi? Ah, no, aspetta, ti sto cercando in mano di bio, ma siete qui, ok. Minchia. Mi è piaciuto... le sbirro. Oh, se qualche glitch per duplicare quasi senza requisiti, alla ISI, un po' di agenzia. Cioè, l'agenzia non ha.
sa che ne è uscito uno ieri. Vabbè. Minchia, mezzo casino, quello lungo deve essere. Mandamelo. Grazie. Allora, base, entrata. L'ho mandato. Grazie. Non so se sia difficile. Allora, ma tesoro. Ah, di Danemma, sì, non l'ho visto. L'hai visto? Mi sa che... È uscito l'altro giorno. Utilizzare per duplicare. Quindi quando avrete scelto la proprietà da utilizzare, in questo caso utilizzerò l'agenzia, dovete mettere all'interno il veicolo che volete duplicare. Poi ci servono delle moto da sacrificare che potete mettere in un garage qualsiasi, l'importante è che non siano all'interno della clubhouse. In questo caso io le ho messe direttamente all'interno dell'agenzia. Quindi questi sono i requisiti di voi che volete duplicare. Invece il vostro amico che vi aiuterà a duplicare deve semplicemente avere l'agenzia. In particolare però penso funzioni solo con questa qui, ossia la più costosa. Con le altre credo non funzioni perché ci serve un'attività che dovrà scaricare il vostro amico, e l'attività, se non sbaglio, si può vedere solo in questa In agenzia. questo, sì. Quindi molto importante, il vostro amico Era dovrà questo? scaricare l'attività. Sì, è questa, però mo la proviamo. Perché ho l'attività, mi sono già buggato qui dentro. All'interno di quel link fare l'accesso con il social club e aggiungere l'attività ai preferiti. Successivamente deve riavviare e quando sarà in una sessione online potrà vedere l'attività. Quindi quando sarà entrato online gli basterà aprire il menu interazione, andare su nascondi opzioni, attività e mettere personalizza. A questo punto quindi deve entrare all'interno dell'agenzia e dovrebbe vedere l'attività davanti alla reception. Deve vedere il cerchio giallo per terra. Come potete vedere a volte succede che non mostri appunto invitate il vostro amico. Quindi ora passiamo alla visuale del nostro amico che ci aiuterà a duplicare perché deve fare il primo step. Quindi quello che dovrà fare sarà entrare all'interno della sua agenzia e andare vicino alla reception. Quindi ora dovrà correre verso la reception e premere la freccia verso destra. Non fa perché non ha l'agenzia. All'interno del cerchio giallo dell'attività. Questo perché noi dovremo aprire il menu della reception prima di essere all'interno del cerchio giallo e appunto correndo dopo. Sì, ce l'ho, però un milione. Adesso facciamo fare un po' di easy, però... Quanto costa? 3 milioni e passa, mi sa. Fagli fare. No, la più cara devi prendere, perché solo lì te la dà quella... penso sui 3. No, Mi fai neanche. fare 3. Mi fai fare 3 bob. Tanto quanto ci metti? Ci metti un quarto d'ora. Ognuno, un quarto d'ora. Sì. 2 milioni Anche un po' meno. più caro. Cioè, rifammo vedere, Matt. Vai un altro questo. Rifammi vedere l'aereo. Mica mi piace un meta il colore, porca troia. Non mi marcheggiare bene. Ma il laser? Ehi, No. l'ho messo nel centro operativo mobile così mi spawna sempre vicino quando lo voglio. L'hai messo dove? Dentro il centro operativo mobile. Perché fa a metterlo?
Ah? Perché fa metterlo? No, ti bughi per passarti i veicoli, capito? E quindi te lo lasci dentro. E lo richiami dal com e ti spawna a fianco. Per non andare... No, tu sei un pazzo, sei. Minchia, grande questo trucco. Minchia, è bellissimo il colore. L'hai Minchia, visto il... è una i potenza. cerchi di Benny? Come cerchi di vedere? Lo vedi che hai i cerchi di Benny? Mo ti invito nell'hangar e ti faccio vedere gli aerei che ho fatto. Aspetta. Perché regga, è vero. Dai, è patti. Perché regga? L'hangar ce l'ho pieno di veicoli, mi ha dato. Sì. E quello per passare i veicoli funziona ancora? Eia, Lo vedi, con quello è sempre una ma è duplicazione. facile. È sempre una duplicazione. Come si fa con il Sì, centro però il comp? problema è che gli stai passando una macchina che ha... cioè, le targhe delle macchine sono tutte uguali, quindi si prende il blocco. Se la mette personalizzata no, però. Se io la metto No, se la personalizzata... mette personalizzata no, se devo scaricare l'applicazione. No, ce li ho già fatto fare. Infatti si è preso il blocco proprio per quello sicuramente. Sì, certo. Lo sapevi che c'è una macchina più costosa della Easy, ora come ora? A vendere, a parte la Deluxe. No, non lo so. La macchina del nuovo DLC. Quella che puoi fare anche RC, vabbè, le puoi fare tutte. Aspetta, come mi inviti al coso, poi te la faccio vedere. Vale 2 milioni e 200 e passa. Lo vedi, con quello va bene. Ne vende, magari non esagera. Ma poi basta che si mette la targa ed è a posto. Io me la devo mettere. E poi lui. Capito Gianni? Prima Sì, di sì, sto vendere... Ma mi sa che te lo fa fare solo quando... prima di vendere il veicolo. La targa personalizzata? Sì, perché Io quando... ho il blocco, ne posso vendere una ogni 30 ore. Ascolta, tu comunque prima di vendere un veicolo... Minchia, sono esploso. Che cazzo mi ha fatto Personalizzo esplodere? la targa. Prima di vendere qualsiasi veicolo, monta lì la targa. Poi se ce l'ha montata, meglio. Però se non ce l'ha montata... Certo. Io se mi metto, ti ho sempre detto, riesco a vendere anche 12 veicoli al giorno. Per giorno. Però va fatto in un'intera giornata, entrato un po' alla volta. Mica serio questo, mica Queste fighissimo. sono tutte modate, lo vedi che hanno le ruote di Benny. No, ma poi anche lo stile, mica una camisa. Minchia, tolgo anche questo giallo, Il pauroso. colore di questo laser. Minchia. C'è... Perlaceo, pariata a rubio, pariata. Queste sono le ruote di Formula 1. Che roba. Minchia, tolgo anche l'angolo. Ma ti faccio vedere, la esco questo qua, ti faccio vedere come sono. Dai che mi stanno chiamando. Sì. Abbiamo risolto Giannino, ha detto che è facile anche. Sì, sto... Origliando. Esatto. Non urinare però. No, non mi fa ribessire questa cosa. Ok. Guarda, prendilo e fatti un giro, guarda il colore del riflesso. Che bello cazzo. No, hanno tolto la neve. Strano cancellare. Minchia, no, bello, celeste, rosso. Perché è perlaceo il colore. Minchia, bellissimo. Ti ricordi quando... La prima volta che si è entrato. Minchia, ho usato questi girandi col jet e abbiamo... Ma dai che... Cazzo.
La foto mi Finché me avevi ne ero fatto fare. prendendo, minchia, mi piantano subito. La foto mi avevi fatto... Mi avevi Ehi, fatto. poi c'è il glitch Eh? per mettere il termico anche nel jet, così li vedi direttamente il puntino dall'alto e riesci a prenderlo bene, Minchia. capito? Come cazzo fai? Non è Bellissimo una quello. cazzata. No, devi metterti il visore notturno che vendono all'armeria. Una volta che te lo metti, devi andare nella piscina dello yacht, Ok. metterti nel bordo della piscina, Vicino. vicino ai gradini, Ok. e vedi che anche se non entri nella piscina ti ha tolto il tuo outfit e sei in costume. In costume. Devi buttarti nei piedi una mina e farla esplodere. E ti si bugga Il il coso. visore sopra. Poi devi andare nel negozio di maschere, comprarti il visore quello per 4, Ah, ecco. il termico, Sì. e si bugga. E una volta che sali nel jet ti rimane il visore. Minchia. È facile perché lì vedi solamente i puntini, Puntini. capito? E quindi spari il puntino. Oh, brutto se becchi una montagna o un palazzo. No, ma li vedi. Li vedi? Sì, sì. Poi quello di passare i veicoli? L'hai provato? No, è quello che mi stavi dicendo. Ah, quella è una cazzata. Aspetta che... mo te lo mando. Oh, e questo ce l'hai? Cosa? Eccomi qua. Oh, che cazzo è? Ah, è il taser. Guarda, vibrando. È il taser. L'ho comprato però non dubbio. Le armi, Come? alla vinta. Ah, no, devi andare a comprarlo dal coso. Devi andare ad attivarlo nell'agenzia. Ah, lo devo Sì, Ah, c'è da lì. l'armeria dentro l'agenzia, lo devi prendere da lì. Questo è molto utile, ho visto, ho notato. Insomma. No, minchia, con l'appressor ho visto che... È brutto che si rimbalza, però se lo becchi e gli scoppia addosso, minchia. Mica uno che stava fightando con me, gli ho spawnato vicino, gli ho fatto così. Eh? Poi ho preso la mazza da baseball E le e picchiate. è andato su. Li ho fatti via. Minchia, bellissimo. Oh, sto tornando, sto cambiando connessione. Ehi, minchia, anche gli abiti, minchia, fighi. Adesso cazzo è sbirro. Come va, Righi? Bene, me tu. Va bene. Ho visto che sicuramente mi invitato tu alla crew. Sono trovato il coso. Ho detto, mo lo accetto. Già da molto. Sicuramente. E io sto cercando di fare quel cazzo di coso. Che cosa? La tuta da sub griciata, ma non ci sono riuscito. Delle bombole. Ah, quello che c'ho adesso. Ah, c'hai questo. Ah, è là, con le pinne. Me l'hai fatto già un po' di tempo fa. No, una settimana fa con la regista. Ah, con... minchia, poi oramai. Sapete. Che ci Cazzare. metti molto. Ci metti molto, sì. Anche io mi so per portare un vestito griciato dal regista con i piccioni, che ce n'era uno Anche da questo fare. portato. Vedi, bellino. Molto serio. Caviglie trasparenti. No, figo. Più che altro ci serve quello delle bombole. Se tu diventi CEO, poi vai su stile e fai il Io ho fatto trucchetto. quell'altro account, quello delle bombole. Ti rimane il busto trasparente. Se cambi la maglietta penso di sì.
penso di sì. Sì, molto probabile. Questo se entro in acqua metto lì le braccia e poi però i pantaloni diventano normali. Quelli bianchi Adidas sempre. No, diventano lunghi. A lungo. Allora. Che poi io giochi, volendo io un po' di soldi me lo posso fare, devo fare la missione della sala giochi. Ah, ma non penso. Cioè, mi è piaciuto troppo il jet di Matte, minchia. Colore fighissimo. Allora, mi ha inviato il video, è vero, porca bagassa, ma tu castiassi. Speriamo che sia sempre quello dei centro operativo mobile. Massima after patch. È sempre da Nemo. Comunque penso di sì. Bella ragazzi, io sono Damiano e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porterò un nuovissimo kit per ricevere. Ah, cazzo è successo? Stai pensando di rinnovare il tuo vecchio... C'è un attimo vedi. Tra l'altro il secondo step è identico a quello che vi ho portato prima del DLC, cambia quindi solo il primo step. A questo punto mi raccomando iscrivetevi e lasciate like per non perdere il link. C'è Giannino, forse è quello del... di quello che facevamo. Innanzitutto dovete avere il centro Quello che già operativo si faceva. nello slot 3 Quello che facevamo del... che devo rimanere in macchina. Successivamente col centro dovete operativo. avere il Night Club con il V2 Sì, e il nel passaggio V2 dovete è avere un quello. veicolo qualsiasi Sì. che non perderete. Yeah. In alternativa Solo al posto modifiche del che ci Night sono Club potete aggiunte. utilizzare anche la Ecco. War. Infine vi servirà la Sì, è RC più facile. Bandito. Se non ce Sì. l'avete potete utilizzare anche l'appartamento del vostro amico. Dopo vi spiegherò anche come fare. E ovviamente vi servirà anche un amico che deve semplicemente avere il veicolo che vi deve regalare. A questo punto quindi possiamo iniziare con il glitch, partendo ovviamente dal primo step che tra l'altro potete fare anche in solo senza l'aiuto del vostro amico. A questo punto quindi entrate in una sessione qualsiasi e entrate all'interno dell'autoravino. Quando sarete dentro aprite il telefono e ricevete un'attività. Va bene un'attività qualsiasi da Simeon oppure da Gerald o Ron. In questo caso utilizzerò Però è Simeon, ancora ma più potete dritto. chiamare anche gli altri due. Quando vi sarà arrivata l'attività quindi dovete andare nel punto in cui ci sono le auto di prova che appunto potete testare. Quando sarete arrivati semplicemente avvicinatevi a una delle tre e premete triangolo per provare il veicolo. Successivamente premete entra da solo. Ora quindi inizierà l'animazione, voi dovrete aprire il telefono, andare su lista di attività e avere l'invito pronto per essere accettato. Quando vedete l'ultima animazione, ossia la schermata verso l'alto sul veicolo, dovete accettare l'invito. Se avete fatto tutto correttamente con il timing giusto, quindi si avvierà l'attività e sarete quindi nella lobby prepartita. E in sottofondo vedete una schermata glitchata. Come potete vedere in questo caso non c'è nessuna schermata glitchata dietro e quindi questo step non l'ho fatto. Giannino, mettiti all'opera, è in solo. Addirittura in solo? Sì. Allora, me lo guardo ma me lo faccio un altro, mi sa domani. Sì, sì, quello sì. Io sto scappando tra poco. Per cambiare tutto, quindi oggi vi porto questo nuovo metodo, mi raccomando fatelo prima che venga patchato. È molto simile ai vecchi metodi, ossia ci andremo a buggare nel primo step e poi nel secondo possiamo duplicare veicoli ma assolutamente ricevere in continuazione. E tra l'altro il secondo step è identico a quello che vi ho portato prima del DLC, cambia quindi solo il primo step.
A questo punto mi raccomando iscrivetevi e lasciate like per non perdere il vicinante prima su video. E a questo punto direi che possiamo iniziare subito. Come al solito quindi partiamo dai requisiti. Innanzitutto dovete avere il centro operativo mobile, nello slot 3 dovrete avere il deposito veicoli e nel deposito veicoli dovete avere un veicolo qualsiasi da certificare. Successivamente dovete avere il Night V2 e nel V2 dovete avere un veicolo qualsiasi che non perderete. Quello all'altro. Al posto del Nightclub potete utilizzare anche l'Arena War. Infine vi servirà la RC Bandito, se non ce l'avete potete utilizzare anche l'appartamento del vostro amico, dopo anche come pari. E ovviamente vi servirà anche un amico che deve semplicemente avere il veicolo che vi deve regalare. A questo punto quindi possiamo iniziare con il pitch, partendo ovviamente da tra l'altro potete fare anche il solo senza l'aiuto del vostro amico. A questo punto quindi entrate in una sessione qualsiasi e entrate all'interno dell'autoraduno. Quando sarete dentro aprite il telefono e richiedete un'attività. Va bene un'attività qualsiasi da Simeon oppure da Gerald o Ron, in questo caso utilizzerò Simeon ma potete chiamare anche gli altri due. Quando vi sarà arrivata l'attività quindi dovete andare nel punto in cui ci sono le auto di prova che appunto potete testare. Quando sarete arrivati semplicemente avvicinatevi a una delle tre triangolo per provare il veicolo. Successivamente premete entra da solo. Ora quindi inizierà l'animazione e voi dovrete aprire il telefono, andare su lista di attività e avere il nemico corpo per essere accettato. Quando vedrete l'ultima animazione, ossia la schermata verso l'alto sul veicolo, dovete accettare. Se avete fatto tutto correttamente con il timing giusto, quindi si avvierà l'attività e sarete quindi nella lobby prepartita e in sottofondo vedete una schermata glitchata. Come potete vedere in questo caso non c'è nessuna schermata glitchata dietro e quindi questo step non l'ho fatto correttamente. Se vi succede uscite dall'attività e dopo un breve caricamento buggato risponderete vicino ai punti di prova e potete provare. Quindi premete il triangolo e poi entra da solo. Aprite il telefono, lista di attività e aprite l'invito. A questo punto quando c'è la schermata verso l'alto sul veicolo accettate l'invito per entrare all'interno dell'attività. In questo caso come potete vedere all'interno della lobby di partita dietro c'è una schermata glitchata e quindi abbiamo fatto questo step correttamente. Ora quindi uscite dall'attività e una volta usciti dall'attività quindi sarete all'interno dell'area di prova e sarete glitchati. A questo punto aprite il telefono, lista di attività e accettate nuovamente l'invito. Ora subito aprite il menu e aspettate fino a che in sottofondo non vedete che sarete stati all'interno della vostra auto. A questo punto quindi andate su online e poi su acquista carte prepagate Shark. Ora tenete che tutte le carte vengano caricate e poi uscite dal servizio. A questo punto come potete vedere anche se avete il menu aperto potete comunque guidare e quindi dovete andare in retromarcia fino a che non uscirete dall'area di prova. A questo punto quindi ci sarà l'animazione che vi permette di uscire dall'area di prova. Voi non dovete toccare nulla e dopo pochi secondi entrerete automaticamente all'interno dell'attività e come potete vedere ci sarà anche una schermata glitchata di sotto. Ora semplicemente uscite dall'attività e come potete vedere respawnerete all'interno dell'autoraduno senza la minimappa. Questo significa che avete fatto questo primo step correttamente. E non è difficilissimo. No. Step per glitcharci correttamente. Ora se volete rivedere la minimappa vi basterà andare a questo punto qui dell'autoraduno e premere la freccia destra per esaminare i tatuaggi. Chiudete il menu e in questo modo avete nuovamente la minimappa. Non è necessario per il video, però se la volete avere per comodità si può appunto riavere in questo modo. A questo punto quindi uscite dall'autoraduno e richiamate un veicolo dalla proprietà che volete utilizzare per fare il glitch. In questo caso il Nightclub, però se volete potete anche utilizzare l'arena. Quindi semplicemente richiamate un veicolo o dal piano 2 del Nightclub oppure anche dall'arena. A questo punto quindi dovete reinserire questo veicolo all'interno del garage da cui lo avete preso. In questo caso quindi io l'ho preso dal V3 e lo andrò a rimettere appunto nel piano interrato 3 del Nightclub. In questo modo quando lo inserirò, se avrò fatto tutto correttamente, ci sarà una schermata glitchata. Come potete vedere in questo caso non è successo perché a volte può succedere, anche se fate il primo step tutto correttamente può non funzionare con tutto. In questo caso io vi consiglio o di rifare il primo step nella stessa sessione però con un garage diverso, oppure cambiare sessione o riavviare e riprovare il glitch fino a che appunto questo step non avrà funzionato.
Quindi quando avrete fatto tutto Hai correttamente, dormito? quando reinserirete il veicolo all'interno del garage da cui l'avete preso, vi darà a questo punto vi basta premere il triangolo per uscire dal veicolo. A questo modo cadrete sotto la mappa Fai un po' di pasto in più. esponerete il suo veicolo. A questo punto quindi vi basterà aprire l'interazione, andare sull'inventario e richiedere la RC bandita. A questo punto quindi quando sarete nella RC premete triangolo. Quindi quando uscirete dalla RC bandito, se il vostro personaggio la prima vuol dire che avete fatto correttamente e quindi vi siete glitchati e ora potete ricevere veicoli in continuazione. Se invece non avete la RC bandito, vi basterà semplicemente dire al vostro amico di entrare in un suo appartamento e di appunto con il suo menu interazione. In questo modo entrate nel suo appartamento e quando uscite se lampeggiate potete ricevere veicoli. A questo punto quindi potete recarvi nel solito posto in cui si regalano veicoli e quindi possiamo fare il secondo step per ricevere veicoli. Ma io non vedo, no? Recatevi nel solito punto in cui si scambiano i veicoli e ora richiamate il vostro centro operativo Non mobile vedo davvero, e chiamate anche il veicolo che avete all'interno del centro operativo mobile, ossia quello che vogliamo sacrificare. Non c'è il cavo della play. E anche il veicolo che avete all'interno del centro operativo mobile, vogliamo sacrificare. Ora dite al vostro amico quindi di portare il veicolo che vi deve regalare. A questo punto dovete posizionare il veicolo che volete ricevere come vedete all'interno del video. Mi raccomando perché deve essere posizionato correttamente. In particolare lo dovete mettere sopra questa aiuola, possiamo dire sul prato, che deve essere in corrispondenza di questa mattonella che vedete sulla strada. Comunque molto semplifica. A questo punto quindi salite sul veicolo che volete sacrificare e al vostro amico che deve salire con voi. Quando sarete sopra il veicolo, quindi il vostro amico dovrà semplicemente aprire il menu di pausa e dovrà rimanere con il menu aperto. A questo punto voi andate dietro al vostro centro operativo mobile e premete la freccia verso destra per prendere questo veicolo all'interno. A questo punto il vostro amico verrà attaccato automaticamente dal veicolo. Voi semplicemente vi allontanate e scendete dal veicolo. A questo punto la direzione del personaggio freccetta verso il basso e con l'analogico ne selezionate uno a caso. Vi dice vuoi uscire da questa sessione, semplicemente date questa cosa. Ora dovete andare sul pallino blu del vostro centro operativo mobile e fare il carta su. A questo punto ci sarà una schermata di caricamento dell'identità. Quello che dovrete fare ora sarà semplicemente spammare il tasto triangolo e dovete farlo in continuazione e non riceverete praticamente il veicolo, infatti dopo un paio di secondi sfogherete all'interno del vostro centro operativo mobile il veicolo che appunto volevate ricevere il veicolo. E in questo modo avete ricevuto questo tempo. No, no. Ripetere quindi in continuazione di banda pari la sostituzione e a questo punto quindi potete. L'importante è che appunto mettete un altro veicolo da sacrificare all'interno del centro operativo mobile. Posizionate il veicolo del vostro amico che volete ricevere correttamente come vi ho mostrato prima e poi potete continuare per quanto volete. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, se fosse stato lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. Ah, ok. Non è difficile. Ha molti passaggi. Tanti passaggi ma non è difficilissimo. Mm-mm. Va bene ragazzi, vi devo mollare. Eia. Oh, ci risentiamo poi anche stanotte. Ci chiamiamo e ci Eia. diamo gli auguri. Eia. Buon proseguimento. Oh, altrettanto. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Matte. Ma Matte che fine ha fatto?
Tocca sto cacchio. Mi ha appena chiamato problemi di connessione. No, Eh? no. No, sto dicendo a un altro. Fa l'orto. Boh. Gucci. Mamma a posto. Stai duplicando? No, mi stavo montando i veicoli del cliente nell'autofficina. Ah, Poi li puoi comprare. minchia. È facile è facile. Ok. Non è che sono veicoli che ho già, magari cambio le ruote. Eh sì. C'ho di beni. Che film? Ah, ok. Come una torre.
Che braccio? Ah, sbagliato. Rosita. C'è Rosiotto. In sezione. Oh. Ma anche in culo al mondo Rosiotto. Yeah. Ora. Non gli faccio il teletrasportino, va. Amici. Faccio vedere i cubani. Ecco la macchina dei cubani. Wow, quella di Vice City. Meglio. Che bello. Però l'ho fatta. Beh, mi piace. Aspetta. Fatta blu. Allora vengo prima da te. Ah, sono io qua, a fianco a te. Ah. No, sto facendo il coso per il teletrasporto. Ah. Sì. Minchia, toga. Rossa ce l'ho con le gomme di F1. Minchia. Serio. Minchia, il colore è bellissimo. Ma Aspetta questo che sono lo dei faccio. clienti. Le modifiche poi te le E salvo. poi, minchia. È facile. Devi andare nel bunker prima, entri ed esci, e poi vai in officina. Minchia. Cazzarella. È un car to car, fai la modifica a una macchina da cui devi prendere le mod. La moda. Minchia. Se infatti chi non lo sa. È Minchia, è l'unico serio. modo adesso per farle. Minchia, balordo. Però le nuove non ci sono. Le nuove solo Save Wizard. Sono teletrasportato. Chissà cosa dirà. La. Oh no. Oh no. Oh no. Ma che lo invitiamo? Fate casino, vai. Fa casino. Vai che ridiamo. Non è ancora fissato con il deathmatch. Mica, speriamo di no. Ma mi sa che è vicino ai cosi. E che me lo fa vedere, ragazzi. Oh merda, però così mi sono tolto il glitch, vabbè. Tanto era solo per farlo vedere a lui.
Non mic rotto, non microfono. Là. Un altro cliente appena... ok, ora ne diamo un altro. Si è fatto la spina. Ricordo se ce l'ho questo. Togli montagnetta la capriola. Porca. Gerard. Commenti. What the fuck? No way. No. Minchia. Perché non me l'ha detto? C'è. No, devo andare al bunker. No, mi tocca andare al bunker, cercarlo. Minchia. Non è uscito. No, ma non ho capito perché, non ho cambiato sessione. Oh. Cosa al bunker? Mo, ma la vicino la felpa che c'è in camera? No, per andare a fumare, mica scambio che cosa.
Gracias. No. No, Sonic. Stai parlando così. No, amore, abbiamo finito di fare la passeggiata e è uscito il sole.
Sì. E 4. Che bello. A me non poco. Ho sbagliato.
Balla nello stomaco, ok. Ok, ho fatto. Parapapapa.
Matteo uno schermetto non ce la fa. Che palle. Ammetto che fa il router albero di Natale. Allora, chatture. Fumiamo, va. Torno subito. E io, tranquillo.
sta a te. Faccia. Il righe è andato a fumare, io cazzeggiando, ma mi sa che tra poco stacco anche. Lei provate a fare quel glitch. No, non l'ho ancora... Mo vado e lo faccio. Ma quale? Aspetta, Allora, del... Per buggarti. Per buggarti. Ah, il visore. No, per buggarti per prendere i veicoli. Mm. Ti ho mandato anche quello di video. Sì, sì, no, ma tanto lo deve fare il mio amico. Io qualcosina ancora ce l'ho Ah. e aspetto a qualcosa di più facile o di massivo. No, mo mi faccio quello che mi hai detto del coso. Ah, allora aspetta che entro dentro. Da me, io. Ma sei in privata? No, sono sempre in quella di sempre. Allora. Ascolta, cosa requisiti, cosa dovevo comprarmi? Il visore all'ammunition. Sì. E basta. Mi sa che ce l'ho già. Se non trovo, mi sa che ce l'ho già. Ah, stai facendo la trasmissione? Sono in diretta ancora. Mi è uscito. Guarda la trasmissione. Oh merda. No, perché volevo entrare in una pubblica da solo e poi ho visto che c'eravate voi. Ho detto magari gli faccio perdere un po' di connessione. A chi? No, al mio modem. Ah. Ma tu, voi adesso avete la fibra. Minchia. Vabbè, mi sta RAM, non è proprio fibra. No, guarda che ce l'avete quella fibra. Ce Magari non l'abbiamo. l'hai attivata tu, ma ce l'avete voi. Ah, ce l'abbiamo. Perché Certo ma... che ce l'ha. Dagando c'è. Ma no, ho detto che si facevano sentire loro. Ma dai. Ma cazzo. No, c'è. minchia, da molto. bomba. C'è zona via Monserrato, tutta via Iglesias, via Cagliari. Sapevo di via Monserrato che minchia a Sì, 1000 e quella mezzo. zona è tutta fatta. Adesso la dovrebbero attivare qui. Zona di via Verdi. E via San Gemiliano. Anche qua. No, voi ce l'avete già. Minchia, se Minchia, ti metti bomba. quella, ciao. Una bomba, vero? E più che altro se vuoi scaricarti anche giù. I ci giochi. mette mica un sacco. È quello. Ho imparato a usare l'oppressor a testa all'ingiù. Sì, anche a me ogni tanto capitava, però tramite palazzo lo fai, vero? In verticale, sì, mi riusciva anche a me ogni tanto, ma poi non lo so fare, cioè ogni tanto mi esce. Cazzarelle, togo a guidare il computer. C'è un mio amico molto bravo che lo usa solo così Lo usa e va in giro e kill anche la gente così. Dai, scoppiato. Minchia. Ma la visare notturno, non ce l'avevo. Lo metto su un vestito? Lo devo salvare su un vestito? Mettitelo in un vestito dove metti anche poi il... Ah, no, quella aspetta, cosa. non lo devi salvare. No? Ok, aspetta, No, mi no. metto nell'abito aereo. Ok. Mettilo magari in un abito dove vuoi metterci poi il caschetto, il visore notturno, capito? Ok. Vabbè, lo tengo nell'abito dell'aereo, così. So già che è qua. Ma ti so bene, appeso bene. Spero che mi prendo una motociclettina. No, prenditi, devi andare nello yacht. Nello yacht, l'oppressor, volevo dire. Beh, fammi vedere quello testa in giù. O serve un palazzo alto? Ah! No, anche qua dovrei fare. Scallosa, spero un... Attaccanti sconosciuti. Aspetta. Ah. Non da molto che non lo faccio. Però mi esce subito. Adesso se lo faccio adesso rimango fisso girando. Là. Saretta, lo uso solo così. Molte volte lo uso così anche per killare, qua.
Ah, da me si rimette bene dritto però, ragazzi. Vabbè, non è facile. Non è facile, Ci vero? devi prendere la mano piano piano. Poi ragazzi, no. L'altra volta avevo tipo 4 o 5 oppressor, però là non mi uccidi. Invece no, sono rimasti indietro a guardare. Guarda, ma quanti cazzo qui rendi gusto? Eia, Allora, lo yacht dove cazzo ce l'ho? Questo. È molto utile questa cosa. Eia. Infatti lo proviamo anche subito. Ma lo faccio, cambio un attimo sessione e lo provo. Allora, dove cazzo è? Mo ti seguo, aspetta. Ah, vieni nel mio, lo puoi fare anche nel mio, è qua. Dove ce l'hai? Qua. Qui dritto a te, sì. Eia. Le aeree ce li hai, no? E Chi? che mi bombarda, sai. No. No. Sapete. Bolla che ho preso. Ehi, ma sarà in un modo strano, boh. Non da poco comprendi, comunque. Ha iniziato a volare da rimollare. Allora, ti devi mettere qua. Ce l'hai messo, sì. Mettiti qui. Prendi la mina in mano. Ok. Ah, no, Punta aspetta. così. Punta verso la piscina. Aspetta, ce l'ho di a prossimità. Ah, ok. Inventario. Missioni. Gas. Comparisi. Ok, avvicinati piano piano nel bordo, puntando sempre la mina. Ti deve sparire l'outfit. Ok. Adesso appena la lanci fatti esplodere subito. Cioè la lanci. Ok. Ma non ce l'avevi il visore? Sì. Ah, ti si è buggato il visore? No. No. Ti si deve buggare. Così, guarda, Allora, stile. Accessori, equipaggiamento. Poi ti faccio vedere come si bugga. Con la maschera. Che te l'ha fatto? Oh cazzo. Minchia Come? mia. No, non dimmi che l'hanno pacciato. Dai, l'hanno pacciato. Prova a toglierti il cielo. Ma vabbè, pacciato no, perché mi era successo già un'altra volta che non mi usciva. Vabbè, dai. No. Non mi usciva, forse. O proviamo a cambiare sessione. Aspetta che ne faccio una io. Allora, Come fai a fare le sessioni da solo? Come fai a fare una sessione da solo pubblica? in pratica devi andare sulla tua connessione. Con quello personalizza. 800 e rimettertela poi No, a metti 1500. dei 615, le metti io e ti fa spawnare fisso. Da solo, diciamo. Mica adesso. E io lo faccio quando voglio fare tipo missioni. Prima c'era un metodo più semplice. Sì. Sì, molto più tramite GTA, tutto tramite GTA. Le pacciano queste cose. Cioè, molto vado presa, no? Vabbè, ci sono 2 elicotteri. Non ho capito perché ha spawnato 2 elicotteri nel cazzo del coso. No, uno è mio. Ah, ok. E mo vi invito qua.
passa, mamma. Ah, tu vero. Dio la merda. Sì, sì. Ostriche. Come adesso tra... Invece io sto usando il teletrasporto ultimamente, ho visto questo video, Matt, praticamente devi cercare questo dagli amici, lo devi seguire. Lui sta sempre giocando a GTA e una mira manuale, No, ma non serve che fai così. ma è il più veloce di spegnere il joystick, no? Ah, è più veloce? Lo so, ma Molto più devi, veloce, me- devi è sicuro. averlo come amico. Lo devi seguire, poi tu vai su seguiti, vai sul suo nome, applicazione, partecipa e Ma poi tu fai... hai la 4, Sì, la la 4. 5 non te lo fa fare. Cioè, nel senso No. non ti fa seguire le persone. Ah, Le aggiungi a direttamente e mente. basta. Mhm. Così poi schiacci il tasto PS, diciamo, Vabbè, ci metto 15 secondi, 15, non è male. Anche Quello 15. che dici tu ci metterai 5, 6 secondi. Sì, poco. Molto poco. E tu quale usi? Sempre quello di spegnere il joystick? Sì, spengo il joystick, tanto poi lo sento Lo senti. quando sono spawnato. Perché si sente tutti gli effetti cioè del gioco, l'aria, gli uccelli. Poi a un certo punto quando stai spawnando non si sente più niente, si blocca come se non c'è più l'audio No. e poi risenti di nuovo subito i L'audio. passi di come stai spawnando. Ed è rispawnato, ok. Sì, è spawnato. Dovete fare il visore. Io. Però non mi è uscito prima. Forse in questa sessione sì, va a vedere. No, Tacciato. non è mica Allora l'ho l'ho facciato. facciato. Prova. Oh. Niente? No. Minchia. Perché? Facciato. Facciato. Spaccia. Io ce l'ho, io l'avevo salvato. Bello, minchia. Faccio vedere adesso come si vede. Là, ragazzi, tu shrimp. Che pagliazzo. Occhio la birra. Mi uccidi? Ti uccido. Altrimenti denunzi, cazzo cosa. Ok. Chiamo il laser. Sì, molto utile questa cosa del laser nel com. Qua, vedi, me l'ha spawnato in una strada. Se lo chiami tu, normalmente te lo mette tipo in una pista di aerei vicina. Sì. O nel fiume. Sì. In Sì, spiaggia invece me non lo più, spawna a mi fianco. sa. Sì, ma anche in spiaggia. anche in spiaggia. Minchia. Cazzarella. Ma Minchia, come un prendi il efficiente. Minchia sì. Ma come prendi Hai il visto che è com? cambiato? Perché è cambiato? Perché quando ero buggato e l'ho preso, in pratica era buggato anche il coso, Il coso? il laser. Il Adesso si è messo nel colore giusto. Minchia. Allora, Non è più blu. stile. No, prima era molto più chiaro. No, sì. Questo è più C'è. chiaro. Guarda,
Ma ti faccio vedere come lo vedo. È vero, prima era tipo il colore della cru, Ehi, azzurrino. posso fare la condivisione? Mi sa che posso fare la condivisione dello schermo, sì. Allora, parti. Bello. È viola e blu. Condivisione schermo. Non lo so se vi deve arrivare qualche... Condivisione schermo avviata. Qua non è arrivata... Vi dovete accettare forse. Forse dobbiamo farlo anche noi. Aspetta, dobbiamo farlo Avvia anche noi. SharePlay. Aspetta, no, SharePlay. membri, ecco. Ma con GTA mi sa che non fa lo SharePlay. Non l'avevo mai messo. Condividi. Ok, guarda. Adesso è sì. arrivato No, ho messo a nulla, coglione. Filmato. Allora. SharePlay. Poi c'era sempre il bug. O entra e muore. Oh, Sai cosa? Condividi. vediamo. Guarda se ti Adesso. arriva. Sì. Ok. È possibile se questa funzione durante la trasmissione di gioco. Ah, io sto trasmettendo, aspetta, no, è perché sto trasmettendo, lo tolgo.